Buonasera, ben ritrovati, 15° appuntamento con il dopo partita in questo lunedì 15 gennaio denominato dai social Blue Monday, il lunedì triste perché corrisponde con quel lunedì di gennaio nel dopo feste con pochi soldi in tasca in una delle giornate teoricamente più fredde dell'anno. In questo lunedì triste in realtà sorride tantissimo, ne parleremo nell'ultima parte, l'Andrea Costa Imola che ha vinto un straordinario derby contro Forlì in quella del Palacattani di Faenza, mentre è un po' più triste, e qui torniamo al calcio, andiamo al calcio, prima parte del nostro programma, l'Imolese sorride invece il Forlì. Ne parliamo con Gigi Ravaglia, no? Una giornata, la 21ª campionato nazionale dilettanti girone D che fa emergere una risalita strepitosa del Forlì, tutte le altre frenano, rallentano e perde continuamente punti l'Imolese. Sì, da quando abbiamo detto che il Forlì era oltre l'ultima spiaggia ha cominciato a vincere, 4 vittorie consecutive, bravi il Forlì, cominceremo a dirlo anche dell'Imolese, adesso avevamo detto che era forse la penultima, qui se non si danno una mossa i nostri ragazzotti rossoblù mi sa che l'ultima spiaggia sia veramente un sognettino, anche perché niente, cioè ci siamo a ripeterci praticamente, giochi meglio, hai le migliori opportunità, però stringi i risultati non vengono, sì, mancano i giocatori importanti. Il presidente però, e lo sentiremo magari tra qualche attimo, ha detto la rosa dell'Imolese è una rosa che permette di sopperire anche a qualche defezione, però quando ti mancano i Titoni, i Ferretti e compagnia bella, i rincalzi non sono mai all'altezza. Una nota, c'è il turno infrasettimanale, questa settimana io ho tentato di invitare sia rappresentanti dell'Imolese che del Forlì, ma entrambi non sono disponibili, non sono resi disponibili a partecipare alla trasmissione anche per via del turno infrasettimanale, tra poco ne parleremo. Andiamo però a vedere innanzitutto i risultati della 21ª giornata di questo campionato nazionale dilettanti Serie D Girone D con questi risultati: Aquila, Montevarchi, Castelvetro 4-1, Correggese, Fiorenzuola 1-1, il derby di Cesena Val Forlì 1-0 per il Forlì nel campo del Romagna Centro, San Sepolcro Pianese 3-1, Colligiana San Maurese 1-2, testimonia il buon momento della San Maurese, Imolese San Giovannese 1-1 dopo che la San Giovannese aveva perso in casa il recupero con il Lentigione 0-3, Sporting Trestina contro Sasso Morconi 0-0, e Rimini pareggia in casa con il Tuttocuoio 1-1, Lentigione che va alla vittoria ed è un'altra vittoria importante 2-1 contro la Vigor Carpaneto, seconda vittoria consecutiva per il Lentigione, poi Mezzolara che frena una delle squadre di alta classifica 1-1. La nuova classifica del campionato nazionale dilettanti girone D vede il Rimini 45 punti, Fiorenzuola 43, Villa Biagio 41, Imolese 37 e il Forlì che per la prima volta torna dopo settimane e settimane in zona play-off a quota 35. Ma lì dietro sono subito lì Aquila, Montevarchi 34, San Giovannese 33, Lentigione 31, poi le due romagnole insieme al Carpaneto, ci sono Romagna Centro e San Maurese proprio in mezzo alla classifica, a seguire tutte le altre con, nonostante qualche punticino raggranellato nelle ultime giornate, il Mezzolara è solo a 18, terzultima, e la Correggese è ultima a quota 15 punti. Andiamo prima a ascoltare, prima di parlare della partita di ieri, il presidente Lorenzo Spagnoli che noi invitiamo nuovamente, l'ho già invitato tramite il suo detto stampa Mattia Grandi in trasmissione, ma non era disponibile, speriamo che possa venire in una delle prossime puntate in settimana, dopo mesi che non parlava, giusto Gigi? È una conferenza stampa che ci ha invitato appunto e pensavamo uscisse qualcosa di particolare, invece niente, è stata una chiacchieratina. Dopo Natale, insomma, sentiamo il presidente dell'Imolese. Parola al presidente, punto della situazione. Siamo un po' indietro, abbiamo perso terreno e dobbiamo reagire subito, già da domenica in casa San Giovannese, con la prestazione a cercare di portare a casa 3 punti che poi per noi sarebbero importanti
tantissimi, anche perché poi dopo c'è l'infrasettimanale, abbiamo il lentigione, sappiamo che la squadra è buona, quindi però noi dobbiamo ora pensare partita per partita, anzi allenamento per allenamento, non dobbiamo pensare ad altro, dobbiamo pensare a migliorare quei difetti che abbiamo, trovare quella continuità che non c'è mai stata quest'anno, però le qualità e la squadra è competitiva, quindi siamo tutti fiduciosi che possiamo intavolare qualche striscia positiva, dai. Meno 8 dalla prima, l'Imolese ci creda. Ma sì, ora il -8 dispiace perché in un mese, in 3 settimane abbiamo sbagliato qualcosa sicuramente, perché eravamo arrivati a +2 da Villa Biagio e a 2 punti dal Rimini. Adesso sappiamo tutti siamo a 8 e il Villa Biagio è a +4, quindi qualcosina noi abbiamo lasciato lì e ripeto, il campo in questo momento sta dicendo che quello che stiamo facendo non basta e lo sappiamo tutti, e dobbiamo riuscire ognuno di noi a tirar fuori qualcosina in più per essere ancora più competitivi. Che l'Imolese ci creda lo dimostrano anche gli acquisti che state facendo, i rinforzi che stanno arrivando. Ma sì, noi ci crediamo perché, ripeto, abbiamo tanta qualità, abbiamo una squadra completa, competitiva, quindi dobbiamo veramente trovare la chiave giusta per dare continuità e per riuscire in certi momenti delle partite a dare quel qualcosina in più per cambiare l'inerzia o per superare dei problemi che ci capitano durante i 90 minuti. Sento dire che l'Imolese spende 1,2 milioni, 1,5 milioni, noi spendiamo, ci sono squadre che nel nostro girone hanno speso più di noi. Questa nomea, quest'ansia che sento la sento più all'esterno, magari anche volutamente, per metterci in difficoltà dalle altre squadre, ma noi non abbiamo ansia. Cioè, io dico sempre, l'anno scorso è il primo anno che proviamo a vincere il campionato, non ce l'abbiamo fatta per un punto e sappiamo tutto il perché. Quest'anno abbiamo rifatto una squadra, abbiamo detto competitiva, e lo siamo. Voglio dire, è difficile vincere, però non c'è ansia. Io sento più ansia all'esterno che non noi. Cioè, noi sappiamo benissimo che l'Imolese è una squadra forte e competitiva, il Rimini è forte e competitivo, il Fiorenzuola è forte e competitivo, e in questo momento loro stanno dimostrando, il campo sta dimostrando che stanno facendo meglio, e noi dovremo lavorare per colmare questo gap. Però voglio dire, noi compriamo giocatori per completare la rosa, per completare la squadra. Sento dire che abbiamo disfatto la squadra, abbiamo rivoluzionato la squadra, e sono via 4 giocatori, 18 giocatori sono rimasti. Dov'è questo rivoluzionamento di squadra? Abbiamo provato a rinforzare con altri 5 giocatori, 6 giocatori, non lo so, tra cui di giovani. È tutto molto strano e questo mi dispiace, mi dispiace molto, però ti ripeto, vedo dall'esterno che si va a vedere delle cose, si va a prendere non lo so. Ecco, domenica non c'eri, eri fortunatamente in vacanza, noi ci siamo arrabbiati non poco. Nell'ultimo quarto d'ora abbiamo visto un'Imolese cattiva che voleva recuperare. Prima invece sì, era la qualità dell'Imolese che faceva la differenza, però non la cattiveria. Perfetto, è proprio quello che dobbiamo trovare con grande continuità, proprio questo. Allora, tanti appunti, poi tu eri presente, l'intervista era radiofonica, avete visto l'immagine fotografica del presidente Spagnoli dell'Imolese. In questi appunti vediamo se ho colto le cose che ha detto il presidente: continuità che non c'è mai stata. Purtroppo è così. Non è un bel segno, però. Infatti, sono i numeri, ma purtroppo la continuità la dai anche se confermi, diciamo, le certezze. Purtroppo anche quest'anno abbiamo cambiato tantissimo, prima di tutto l'allenatore, poi è stato cambiato l'allenatore che si era scelto 2 giorni prima dell'inizio del campionato. Questa non è continuità. Adesso soltanto. Poi dice 4-5 giocatori, ma sono quei 4-5 che stanno facendo molto bene in altre squadre. Va bene, a parte quello, pensavi di averne preso dei migliori, ma non è solo quello. Cioè adesso hai preso un portiere che è senz'altro buono, però devi mettere un fuori quota in più a giocare dentro il campo. Hai preso Sereni che è senz'altro buono, però adesso i fuori quota devi farli giocare nella zona nevralgica del campo, non dove eventualmente incidono meno. Cioè ti sei anche sconfessato un attimino, quello che era il programma iniziale adesso l'hai cambiato, c'è poco da fare, e quando fai tutti questi cambiamenti ti vuole sempre un po' per ritrovare continuità, per ritrovare il passo giusto. Poi che sia un anno sfortunato particolarmente, lo dicono i numeri, lo dicono gli infortunati, però c'è poco da fare. Hai preso Pittarello, che è un buon prospetto, è un ragazzo interessante, ma
parliamone per il prossimo anno, tra un anno, 2 anni diventerà magari un crack per la categoria. Adesso ti volevo un giocatore pronto da sostituire il Ferretti, da sostituire il Titone. Hai invece adesso in attacco un ragazzino che è, come dicevo, un prospetto, non è uno che possa caricarsi sulle spalle limolese, e purtroppo il Belcastro, che abbiamo sempre detto è un crack per la categoria quando gioca dietro le punte, adesso te lo raddoppiano, lo triplicano. Anche ieri era l'osservato speciale, sanno che è quello l'uomo da controllare in modo particolare, e purtroppo, si finalizza. Certo. Fai anche un gol come hai fatto ieri, molto bello, molto tutto, e l'avversario non deve più far gol, non deve, e prendi una ripartenza, la prima ripartenza prendi gol. Prima di sentire l'allenatore Massimo Gadda, che hai intervistato alla fine della partita, ti chiedo un altro commento a quello che ha detto il Presidente. Lui dice non c'è ansia. Secondo te è vero che questa ansia è più fuori dall'ambiente societario, fuori inteso fra il pubblico, fra i giornalisti? E collegato a questo ragionamento lui richiama anche le cifre spese. È vero che ci sono squadre che hanno speso di più dell'Imolese in questo campionato? Noi non lo sappiamo logicamente quanto abbia speso l'Imolese o quanto ha speso il Forlì per rifare la squadra, probabilmente ha speso anche più il Forlì, però quello che lasciava trapelare all'inizio dell'anno, l'Imolese ha speso molto l'anno scorso e ha speso molto quest'anno. L'anno scorso sappiamo com'è andata, l'ha detto il Presidente, un Ravenna che aveva speso molto meno è stato lì calmo, tranquillo, ti ha addossato tutte le responsabilità, si è estraniato da tutto e ti ha fregato alla fine. Quest'anno l'Imolese si è caricata ancora sulle spalle le responsabilità, perché ha detto non vogliamo essere protagonisti, vogliamo possibilmente vincere il campionato. E vince soltanto uno, non è facile. Logico che le altre squadre ti dicono l'Imola spende di più, l'Imola è la più brava, l'Imola vuol vincere. Noi aspettiamo, sono loro eventualmente che devono dimostrare. Noi vediamo tutto quello che raccogliamo. Poi ti faccio una chiosa, sentiamo subito Massimo Gadda. La chiosa è quella di Damiano Tommasi, no? Ecco, però volevo non c'è ansia secondo me nella tifoseria e neanche tra i giornalisti. C'è arrabbiatura, sì. Arrabbiati sì per i risultati che non arrivano, perché questa squadra doveva e poteva dare di più. Noi come DTV aspettiamo il Presidente, certo, per fargli una bella intervista, certo. E lo invitiamo anche da lunedì prossimo. Per quello che riguarda invece il campionato, ne va su solo una, ti faccio una chiosa di Damiano Tommasi, che probabilmente non vincerà la presidenza della Federcalcio. È troppo serio. Ecco, è troppo serio, no. Però lui una rivalutazione dei campionati e con uno sguardo anche ai campionati dilettanti, sulle promozioni, lo vorrebbe fare, anche perché è assurdo che delle squadre di Serie C, vedi il Modena, quello che è successo, si parla adesso del Vicenza, cioè non ha senso questa praticamente cosa. Non scende nessuno di categoria quest'anno, le hanno già depennate d'ufficio perché queste sono fallite, pertanto che gusto ci sarà a giocare anche un campionato così? Ecco, l'abbiamo detta, sentiamo Massimo Gadda. Un buon primo tempo, poi l'involuzione. Buon primo tempo, anche un buon secondo tempo secondo me, dopo è chiaro che magari subentra un po' di stanchezza, c'è meno lucidità, però io non ho niente a rimproverare, questi ragazzi hanno dato tutto, per me hanno fatto una buona partita, abbiamo preso il gol sull'unica situazione che hanno avuto, noi ne abbiamo create comunque 4-5, è un leitmotiv che si ripete, ma io non ho niente, i ragazzi hanno fatto una buona partita, di più non potevano fare. Opportunità comunque persa. Questo non lo so, io adesso in questo momento qua, l'ho detto anche ai ragazzi, noi Rimini, Fiorenzuola non ci devono interessare, noi dobbiamo cercare di trovare una striscia positiva e io sono rammaricato perché per me la squadra meritava la vittoria, dopo voi la vedete da fuori, non so, giudicatela come meglio credete, per me meritavano di vincere per la mole di gioco che hanno creato, per l'atteggiamento che hanno avuto e mi dispiace per quello. Appunto, guardando i risultati anche degli altri campi si poteva avvicinare appunto il vertice della classifica. Sì, ma io ve lo ripeto, in questo momento a noi non ci devono interessare Fiorenzuola e Rimini, sono lontane, stanno facendo bene e noi dobbiamo pensare a mettere insieme una striscia positiva, a recuperare la gente che abbiamo fuori, trovare continuità, però ripeto, io qua non ho niente, per me la squadra ha fatto una buonissima partita, dopo vi ripeto, ognuno può giudicare come meglio crede. Per me i ragazzi sono stati bravi e meritavano assolutamente di vincere.
È indiscutibile che meritasse l'Imolese di vincere, ma lo meritava anche la domenica prima fuori casa. Però ripetiamo sempre è ancora presto, ci sono ancora tante partite, l'Imolese ha fatto di più, meritava di più, dovevamo vincere, però non abbiamo vinto. Prossimo turno si gioca, come ho detto, in apertura di trasmissione fra settimana, mercoledì. Queste sono le gare del 17 gennaio, Villa Biagio, Aquila, Montevarchi, due squadre che sono una dentro i playoff, l'altra subito sotto. Tuttocuoio, Colligiana, Sasso Marconi, Correggese, sfida emiliana per cercare la salvezza. Pianese, questa è una bella gara perché nel campo della Pianese non è facile giocare, contro il Fiorenzuola, Lentigione, Imolese, altra partitona, Vigor Carpanetto, Mezzolara, Rimini va nel campo del Castelvetro da seguire, e poi abbiamo il derby di Romagna, uno dei derby di Romagna, San Maurese, Romagna Centro, sono nel giro di 10-15 km, il San Giovannese, Sporting Triestina, e il Forlì che potrebbe ancora una volta approfittarne perché ospita un San Sepolcro che è in ascesa, però è sempre laggiù e il Forlì sta passando un momento veramente buono, forse ancora il Forlì lanciatissimo, potrebbe allungare la striscia. Allora, noi abbiamo sempre chiamato Trestina, ma si chiama Trestina, ma hanno detto i colleghi ieri, perdone, purtroppo... mettetemi un accento in più. Purtroppo anche noi l'abbiamo sempre chiamato Trestina, ma non è quello. Quello che è importante è Lentigione, qui non sbagliamo l'accento. Lentigione però è un'ultima spiaggia veramente, qui se non vince a Lentigione si fa veramente dura, anche perché sono 8 i punti da recuperare, però sono già andate 2 domeniche del girone di ritorno, perciò sono tante le partite da giocare, ma cominciano ad accorciarsi. Prima di salutare questa prima parte dedicata al calcio, poi andremo in un altro mondo, come sempre concluderemo con la pallacanestro. Voglio ricordare che domenica 21 si torna a giocare, Correggese Castelvetro, Aquila, Montevarchi, Forlì, quindi il Forlì in questa settimana secondo me si gioca tantissimo per riagganciare seriamente il gruppo delle prime, Colligiana, Lentigione, Rimini, Pianese, Mezzolara, San Maurese, Romagna Centro, San Giovannese, anche questa è una bella partita di metà alta classifica, San Sepolcro, Sasso Marconi, Fiorenzuola, Tuttocuoio, e l'Imolese ospita la Vigor Carpaneto, quindi anche questa, e la Trestina ospita il Villa Biagio. Ho detto bene l'accento? Sì. 2 partite importanti. 2 partite dove devi fare 6 punti. 6 punti con poi... 6 punti puoi rigirarla. E poi recuperiamo, speriamo, Ferretti. Quell'altra punta non sappiamo ancora i tempi di recupero. Con Ferretti davanti cambia anche l'attacco dell'Imolese. Ci fermiamo qui per quello che riguarda il calcio, non andate via, Gigi rimane con noi e adesso scopriremo l'ospite interessantissimo anche questa settimana. A tra poco. Ed eccoci alla seconda parte del dopo partita, e con noi è rimasto Gigi Ravaglia, ma ci ha raggiunto il dottor Alessandro Magnani, che non è proprio un atleta. No, Gigi. però è il mio compaesano. Abbiamo fatto, noi giovani di una volta, abbiamo fatto i ragazzini insieme. Lui è più giovane di me un bel po', però era diciamo la nostra covata. Ecco. Però non è un atleta, ma l'abbiamo invitato perché di atleti se ne... più che di atleti, di campioni. Ne segue tanti. E doveva venire con qualcuno? Sì, doveva venire con un campione del mondo. Dai Gigi, ti porta un campione del mondo. Poi dove è andato? Sì, Alex Salvini, campione del mondo di enduro, classe E1 nel 2013, allora era pilota ufficiale della Honda, adesso sta provando, gli sono arrivati tutti i componenti nuovi della nuova moto ufficiale che guiderà quest'anno. Mi ha chiesto scusa, ma è a Trento a fare dei test, non è riuscito. Verrà in una prossima? Assolutamente sì, ha detto di salutarvi ovviamente. Dottore, di cosa si occupa esattamente con questi campioni? Poi magari ci spiega quanti ne ha seguiti e quanti ne sta seguendo, perché Gigi sa tutto, ma noi dobbiamo pensare anche al pubblico da casa e anche a Marchesi che ne sa di meno. Certo, volentieri. Dunque, intanto vi contraddico un attimo, sono stato un buon atleta anch'io, ho giocato 15 anni a rugby, sono uno dei fondatori dell'Imola Rugby, società sportiva qui imolese che amo molto. Era anche l'addetto stampa. Sono venuti già da è venuto il Faenza Rugby, l'Imola Rugby. Attualmente il mio lavoro con gli sportivi in pratica è fare consulenza su quello che riguarda l'integrazione. Voi sapete che il mondo dell'integrazione è un campo vastissimo, a volte anche spinoso, è anche una vera e propria giungla, perché purtroppo ci sono anche molti avventurieri che fanno delle proposte strane, si trovano delle cose su internet, si trovano delle cose che vengono dall'estero,
che molto spesso sono più rischiose che positive per quello che è la resa dell'atleta. Allora l'atleta che ha piacere di essere seguito in questo campo si rivolge a me per avere il consiglio giusto, e seguo quindi dall'atleta più semplice che gioca a tennis un'ora 2 volte alla settimana o il ciclo amatore, fino ad arrivare a campioni del mondo nelle varie discipline. Abbiamo visto, avete intervistato la settimana scorsa 2 dei miei atleti del nuoto, l'Alessia Polieri e Fabio Scozzoli, atleti validissimi che seguo già da più di un decennio, che cominciarono a lavorare con me, che erano proprio dei veri e propri ragazzini. Lo stesso Alex Salvini cominciò che aveva 16 anni e fu una scenetta buffissima, perché venne con sua mamma, perché lui non aveva ancora la patente, venne da me e io interloquivo più con la madre che con lui, anche perché si parlava anche un po' di alimentazione per capire di dargli da mangiare le cose giuste, e lui pian piano sulla mia scrivania si appoggiò prima con il gomito, poi allungò il gomito, poi a un certo punto mi si addormentò sulla scrivania. Io rimasi un po' così, mi sa che di qui non capiamo niente di buono, pensai, è diventato campione del mondo, quindi lì non sono stato un buon profeta assolutamente. E, altri campioni. Bartolini lo segui da una vita? Bartolini da una vita, assolutamente. Cominciamo nel 95, che secondo lui era già vecchio, venne da me perché si sentiva già vecchio, dice però mi hanno proposto la guida ufficiale della Yamaha per il campionato mondiale, dice io ho bisogno di avere una certa resistenza perché è una moto nuova, erano le prime moto 4 tempi, quindi con un'erogazione anche abbastanza violenta, quindi difficili da tenere, aveva bisogno di allenarsi tantissimo, per allenarsi tantissimo voleva essere supportato con una buona integrazione. Andammo molto bene perché l'anno dopo diventò prima guida ufficiale, l'anno dopo ancora vinse il mondiale di motocross anche lì nella classe Regina, che allora era la 500. Grande soddisfazione, poi ho continuato a seguire dopo di lui tutti i piloti ufficiali della Yamaha, perché Carlo Rinaldi, che era il team manager della Yamaha Europa, mi ha fatto seguire, e lì per esempio ho avuto una grossissima soddisfazione professionale, per esempio Stefan Everts che ha vinto 10 titoli mondiali, e interloquivo oltre che con lui con il medico che lo seguiva, il professor De Bruyn dell'Università di Bruxelles, e quindi ci sentivamo molto per mail, lui faceva esami del sangue, voleva capire da me se potevo dargli magari un po' più di ferro, un po' più di vitamine piuttosto che altre cose eccetera, e lì professionalmente è stata diciamo così, un rapporto molto molto costruttivo. Poi seguo, come dicevamo con Gigi, anche dei cicloamatori, dei tennisti da 3 ore alla settimana. Una delle ultime volte che ho parlato di sport con un medico, in realtà più di una volta ho parlato con questo medico, posso anche dire chi è, che è il dottor Giuseppe Porcellini, sì, chirurgo della spalla, il direttore dell'unità operativa di Cattolica, mi disse, e ogni volta che glielo chiedo me lo ripete, lo sport fa male. Cosa ne pensa di questa dichiarazione? Metto 2 medici a confronto. Sono assolutamente contrario, l'ho sentita varie volte, l'ho sentita varie volte questa cosa, ma sono contrario perché se può far male, in effetti abbiamo per esempio dei nuotatori che hanno dei gravi, mio figlio stesso ha avuto dei gravi problemi alle spalle perché col nuoto si vanno a sovraccaricare l'articolazione della spalla, però pensiamo alla mente dello sportivo, ma lo sport quanto fa bene. Vedo dei ragazzi nell'Imola Nuoto, ci sono dei ragazzini giovanissimi, escono da scuola all'1, alle 2 sono in palestra, alle 3 sono in piscina, ma sono dei ragazzi stupendi di testa, proprio perché hanno degli obiettivi, credono in quello che fanno, si tolgono da un vivere leggero, superficiale e si impegnano a fondo in una cosa importante e concreta. Non mi possono dire che lo sport fa male, assolutamente, è una gran medicina prima di tutto per la testa, per l'impegno, per tirare su dei giovani che abbiano degli obiettivi, che abbiano nella loro vita qualcosa di importante da fare, che non sprechino troppo il loro tempo. Nella seconda parte dell'intervento del dottore però possiamo dire che lui ama naturalmente tutti gli sportivi e li cura anche, va, diciamo, seguito lo sportivo per non farsi male. Ecco, certo. Possiamo anche, diciamo, tradurre questa frase in attenzione a non abusarne
dello sport, a non eccedere. Assolutamente sì, su questo siamo O comunque d'accordissimo. farlo con cognizione di causa. Assolutamente, difatti gli sportivi soprattutto da un certo livello in poi si abituano, per esempio nel motocross, parlavamo di motocross o enduro che è un motocross fatto fuori, non in pista, devono essere preparatissimi dal punto di vista fisico, come un giocatore di rugby di mischia, diciamo, perché sono sottoposti a delle sollecitazioni estreme, quindi si preparano facendo corsa a piedi, palestra, ginnastica propriocettiva per l'equilibrio. Ci sono delle frontiere che si stanno aprendo sempre di più nella preparazione atletica, soprattutto di questi sport un po' particolari che sono incredibilmente nuove e nello stesso tempo bellissime da andare a vagliare e richiedono un impegno veramente a 360 Lei gradi. che consigli dà allo sportivo che si rivolge a lei, che sia giovane, alle prime armi, o anche quello che magari il cicloturista, l'amatore, che vuole continuare over 40 a fare attività? Quali consigli, che tipo di impostazione gli danno? Non possiamo fare un colloquio di mezz'ora, ma Chiaro. in 3 minuti. Sicuramente curare bene l'alimentazione, che è fondamentale, e curare bene l'alimentazione non vuol dire mangiare cose particolarissime. Partiamo dalla colazione, una bella fetta di pane toscano o di ciambella fatta in casa è oro per uno sportivo, pane toscano con la marmellata, col miele, eccetera. Curare molto bene la masticazione, perché masticando bene si attua una digestione più semplice, non si va a richiamare il fegato, a fare delle fatiche particolari. Dormire, lo dico sempre con i miei atleti, soprattutto i giovani atleti, è durante il riposo notturno che produciamo gli ormoni più ragione importanti. l'atleta Salvini che si è appoggiato sulla Sì, ma è importantissimo soprattutto il sonno notturno, il riposo notturno più che quello pomeridiano, comunque ottima la battuta. Quindi dormire tanto. Ma se uno non ha sonno, Beh, chiaramente. Se vuole vivere un po' la sera o si sveglia presto la mattina, cosa gli facciamo? Ecco, vivere la sera e svegliarsi presto la mattina vanno un po' in controtendenza. Vi dico questo, una sera che mio figlio, che ha qualche anno in meno di Scozzoli, ma si è allenato tanto insieme a Scozzoli nel nuoto, una sera, lui era ancora minorenne, mi disse: babbo, domani sera vado a una festa di compleanno di uno del nuoto, mi viene a prendere Scozzoli. Dico: va benissimo, io temevo, questi qui sono più grandi di lui, chissà a che ora torno. Dico: ma a che ora tornerete? Ah, dice Fabio, alle 11 vuole essere a letto. Quindi ci siamo già capiti, cioè bisogna arrivare a fare dei sacrifici in automatico in questo campo. Per esempio si vede una grande differenza, e qui torno all'esempio di Scozzoli, quando è passato dall'essere studente nuotatore a essere proprio solo nuotatore professionista, quindi poteva andare a letto presto la sera perché non doveva studiare, durante il giorno non aveva altri impegni, quindi riusciva a riposarsi, eccetera. Ovviamente le sue prestazioni hanno avuto subito un miglioramento molto molto evidente, perché lì era diventato un professionista sotto tutti i punti di vista, e anche dedicare più tempo. Quindi una buona colazione, dormire molto, possibilmente tanto alla notte, poi cosa diamo di consiglio? Abbiamo detto anche masticare molto bene, ovviamente farsi seguire bene nell'allenamento, avere dei buoni preparatori atletici, dipende poi dal tipo di sport, ovviamente questo è fondamentale. Altri consigli, tante volte mi chiedono se è più corretta la dieta mediterranea, è più corretta, mi parlano di altre diete, la dieta zona, eccetera. Anche qui la dieta mediterranea, io porto sempre questo esempio: Armstrong, che è stato un ciclista che ha vinto di tutto di più, anche avvalendosi di tecniche illecite, diciamo così, era seguito, lui americano, dove è nata, in America, negli Stati Uniti è nata la dieta zone, lui si faceva seguire da un cuoco italiano e la sua dieta era matematicamente la dieta mediterranea, quindi con parecchi carboidrati a pranzo, durante la giornata, eccetera, e il pasto proteico più verso sera. Poi anche qui possiamo andare a vagliare tante altre cose simpaticissime, perché per esempio... Mi incuriosisce invece la parte tecnica medica, no? Gli integratori e quelle... Sì. Diciamo sostanze che ti aiutano, sostanze naturali, perché se andiamo sull'illecito non possiamo neanche parlarne. Mi chiedo, c'è un abuso nel mondo amatoriale, non tanto in quello professionista, che ci sono i controlli, ci sono gli antidoping, ci sono le persone serie, ma nel mondo amatoriale dove si fa magari l'ultramaratona, dove si fa la corsa locale, la piccola gara, o anche la colli, la 9 colli, la 10 colli, insomma quelle gare importanti. C'è un abuso secondo lei? Qual è il consiglio da dare all'over 40?
All'ore 40 intanto, se vuol fare integrazione, rivolgersi a una persona qualificata, a un farmacista per esempio. Io sono farmacista, ci sono tanti farmacisti preparati in questo campo che innanzitutto sanno bene la differenza che c'è fra doping e integrazione. Il doping si fa con dei farmaci che vengono usati normalmente per la salute, che il farmacista tiene chiusi nei cassetti, nelle cassettiere, quindi non sono esposti al pubblico, e quindi già lì capite che se vi tirano fuori qualcosa dal cassetto, cosa che un farmacista non farà mai, vuol dire che andiamo più sul campo del farmaco piuttosto che quindi farmaci li escludiamo. Integrazione cosa vuol dire? Prendere quelle sostanze che normalmente sono presenti nei cibi, però andiamo a prendere solo quello che interessa allo sportivo. Se per esempio integriamo le proteine, e in genere sono proteine del latte nell'integrazione che si fa, vuol dire prendere dal latte solo la parte proteica, lasciando i grassi e lasciando il lattosio, che è uno zucchero anche di difficile digestione contenuto nel latte, andiamo a prendere solo la parte proteica per andare a aumentare un po' il tenore proteico della nostra alimentazione. Quindi il consiglio è semplicissimo: farsi seguire da qualcuno che ne sappia, che sia un professionista del settore, non affidarsi a quello che si trova su internet, non affidarsi al consiglio dell'amico di palestra, eccetera, che non ha preparazione in questo campo. Gigi, l'ho bloccato con me, ma voglio lasciare un po' di spazio, visto che lo conosci. Con lui potremmo parlare dei lupi del Santerno, perché sa tutto sui lupi del Santerno, il gruppo Enduro che va a pulire la vallata del Santerno, perché fa parte dell'Enduro Valley. Una curiosità, abbiamo parlato di Salvini proprio da te, nel suo momento peggiore, dopo l'intervento, sembrava non riuscisse neanche più a nuotare. Le tue certezze da che cosa derivavano? Mi hai detto ritorna lui. Ma me l'hai detto 2 anni fa. Fabio Scozzoli. Sì. Salvini è l'Enduro. Di Salvini dopo gli chiedo quest'anno sarà protagonista del mondiale. Capito? Le tue certezze su Scozzoli da dove venivano? Conoscendo il ragazzo, conoscendo la determinazione, vedendo il suo carattere tranquillo, sereno, anche nei momenti peggiori. È stato sempre di una serenità assoluta. Lui mi diceva: Alessandro, gliel'ho chiesto alcune volte, dico: Fabio, ma cosa pensi di fare? Alessandro, sto facendo la cosa che mi piace di più, che è nuotare. Io la mattina mi alzo, so che faccio colazione e vado in piscina. Sono l'uomo più fortunato del mondo, continuo così. Non si dava probabilmente neanche lui degli obiettivi, perché non sapeva, il ginocchio per un ranista è fondamentale, non sapeva dove sarebbe potuto arrivare, ma tutto quello che ha fatto l'ha fatto con una tranquillità e nello stesso tempo una determinazione che si capiva subito, conoscendo tanti atleti, ne conosco tanti delle più varie discipline, dalla scherma al nuoto, al motocross, l'enduro e tutto quello che ci può venire in mente. Vedevo in lui una determinazione, ma nello stesso tempo una pacatezza che mi facevano capire che sarebbe andato in alto. Poi ha cambiato allenatore, è andato a farsi allenare da un allenatore tedesco andando in Austria a fare allenamento, si è un po' destabilizzato lì perché probabilmente non è stato seguito bene come era seguito bene qui a Imola, e dopo è tornato con Cesare Casella e si è visto di nuovo un miglioramento, il suo assetto in acqua, probabilmente ti accennai proprio al discorso dell'assetto in acqua, che aveva perso una parte della bracciata, mi spiegò, poi io non sono un tecnico assolutamente, che tornando sotto l'occhio espertissimo di Cesare, che veniva dalla scuola di Tamas Ghertgnafni, che era un professore di queste cose, è tornato anche sull'assetto ad avere un assetto perfetto e i risultati. Qui stiamo parlando di grandi campioni che hanno grande intelletto. Sì. Adesso Fabio Scozzoli è un esempio straordinario. Equilibrio assolutamente. E quello che abbiamo visto in un'intervista, forse l'avrete vista anche voi, a un certo Alex Zanardi ieri sera, una cosa straordinaria, un uomo con un carattere unico, no? Che pensa non a quello, la frase sua storica è: non penso a quello che ho perso nell'incidente, ma a quello che mi è rimasto. Certo. Una cosa... Certo. Ci potremmo fermare lì. L'ultima domanda. Con la moto buona può ancora vincere? Alex con la moto buona che avrà quest'anno ci darà delle grosse soddisfazioni, assolutamente delle grosse soddisfazioni. È preparato bene? Si sta preparando bene, assolutamente. Sta seguendo le indicazioni del dottore. Bartolini continuerà ancora per 10 anni? Sì. Beh, Bartolini era vecchio nel 95. Era vecchio nel 95, ha vinto il mondiale nel 99, ha continuato a collaudare le Yamaha ufficiali nel motocross, eccetera. Adesso più che altro segue dei piloti giovani, e qui mi piacerebbe
raccontarvi un piccolo aneddoto di Andrea Bartolini, che proprio con un pilota giovane mi telefona un giorno, poi viene da me, dice: guarda, ho questo ragazzo da farti seguire. Io ero pieno, perché mi capita proprio certi periodi che non posso prenderne più di tanti, perché l'atleta bisogna conoscerlo bene, anche gli risvolti psicologici, eccetera. Dice: guarda, è bravo, è motivato, lo segue suo babbo in una maniera ineccepibile, avrà una buona moto, un buon team. E io continuavo a dirgli di no, perché guarda, proprio non gliela fa, mi dispiaceva dire di no. Andrea Bartolini mi ha portato dal Presidente della Repubblica, quando è stato premiato dal Presidente della Repubblica poteva andare con un accompagnatore, porto me, quindi. E dirgli di no mi dispiaceva. A un certo punto mi guarda col suo sguardo da falchetto e mi dice: Alessandro, poi ha la zia buona. Non che mi interessasse la zia, non l'ho neanche mai vista, però dico, Andrea Bartolini che mi tira fuori anche la zia, vuol dire proprio che le ha spese tutte, bisogna che gli dica di sì. E fortunatamente non per la zia, ma per la battuta sulla zia. Esattamente, ho cominciato a seguire questo ragazzo che ci sta dando grande soddisfazione nel motocross. Siamo in chiusura, ringrazio veramente il dottore Alessandro Magnani per essere stato con noi, magari ci rivediamo presto con qualche risultato di uno dei tanti atleti, come dice Gigi. Grazie a Gigi. Ciao. Noi rimaniamo con la parte del basket, perché parliamo tra poco di quel bellissimo derby che è stato Imola-Forlì al Palacatani ieri sera. E ci siamo proprio divertiti. Ci siamo proprio divertiti. A tra poco. Ed eccoci all'ultima parte di questa trasmissione. Sono con noi per parlare di pallacanestro a 2 maschile Riccardo Rossi e il vice coach Mauro Zappi. Ben arrivato. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, partiamo dai risultati come al solito, perché è stato una fine settimana lungo e interessantissimo di risultati. Era la 16ª giornata, la prima di ritorno. Questi risultati: Bologna Udine 76-67, Treviso batte Piacenza 93-52, Ravenna batte Rosetto 98-73, Montegranaro batte Ferrara 100-76, l'Andrea Costa Imola batte l'Unieuro Forlì 86-79, partita di ieri sera al Palacattani pienissimo, oltre 3.000 persone, Verona Iesi 96-77, Mantova Bergamo 84-75, Trieste Orzi Nuovi 105-64. La nuova classifica del campionato dopo la prima di ritorno vede Trieste 28, Bologna 24, Ravenna, Montegranaro 22, Gruppo 20, Udine, Verona e Mantova. Io in questa tabella, scusate, non vedo niente, spero che da voi a casa riuscite a leggerla, perché ho il monitor piccolo, perdonatemi. E poi abbiamo proprio lì all'8° posto, insieme a Treviso, c'è Imola, con 16 punti, a 14 Ferrara e Iesi, 12 Piacenza Forlì, 6 Orzi Nuovi e Bergamo, 4 punti Rosetto. Riccardo, che partita hai visto? Chi non l'ha vista la vedrà tra poco su DTV al termine della trasmissione alle ore 22. È stato penso un gran bello spot anche per il campionato di O2, nel senso che si sono viste due squadre vive e Imola alla fine ha vinto perché in questo momento è più squadra, è meglio organizzata, è più continua, ha le proprie priorità sia in attacco e sia in difesa e ha fiducia reciproca, quindi questo l'ha portata poi anche nei momenti difficili che ieri ci sono stati a reagire meglio e reagire di squadra. Forlì a quelle difficoltà invece provato, diciamo, a metterci una pezza con il talento dei singoli, quindi Naimi e Jackson in primis, però alla lunga, come giusto poi in uno sport di squadra, ha vinto l'Andrea Costa. Ha vinto la squadra, quella che è più squadra. Una battuta ulteriore: c'erano oltre 3.000 persone al Palacattaneo in uno spettacolo bellissimo, tantissimo pubblico da Forlì. Hanno sbagliato i tifosi molesi a non venire? Chiaramente Forlì alcuni tifosi erano sì, esatto, infatti stiamo parlando di 30 persone. Diciamo che la curva ha preso già posizione mesi fa su questi spostamenti di partita a Faenza, è rimasta coerente con quello che aveva detto. Chiaramente parliamo, come hai sottolineato anche tu, di 30-40 persone, peccato per loro perché, come ha detto anche poi Cavina in conferenza stampa, si sono persi una bella partita e una vittoria dell'Andrea Costa. È chiaro altresì che i due pubblici, cioè quello di Forlì e quello di Imola, hanno numericamente portate diverse,
e la collocazione geografica favoriva quelli di Forlì, però il Palacattani è proprio lì a metà strada, dai. è stato poi anche alla fine abbastanza bilanciato secondo me a livello di presenze, guardando anche i settori come erano distribuiti non c'era poi una grossissima differenza, secondo me. Poi comunque tutto corretto, tutto bello, gli sfottò c'erano, ma alla fine ha vinto lo sport, ha vinto lo sport del basket. Bella partita, Mauro. Sì, direi che Riccardo ha fatto la fotografia giusta, è stato uno spettacolo bello e noi che abbiamo il privilegio di poterlo vivere da dentro siamo fortunati. Sapevamo cosa ci aspettava per la collocazione geografica, quindi ci aspettavamo chiaramente una rappresentanza forte di Forlì. Ci è dispiaciuto sicuramente non avere la nostra curva con noi, perché sappiamo tutti l'importanza che ha per noi, però dobbiamo sicuramente ringraziare il pubblico di Imola che ci ha seguito, ci ha spinto, ha preso fiducia durante la partita e è stata parte integrante della nostra vittoria. Ci dispiace per chi non c'era, speriamo di ritrovarli tutti domenica prossima. 7-0, poi più 7 più 5, il primo quarto è finito poi 21-18, 18-18 il secondo quarto, un po' frenato, una gran partenza, poi un po' di frenata perché Forlì ha preso coraggio nella prima parte della partita? Sì, sono partite che è normale che siano tirate, giocate sul filo del rasoio. Noi siamo stati bravi ed era quello che ci eravamo prefissati a partire forte, anche fuori dalle mura amiche del Ruggi, diciamo, anche se si giocava in casa. Ci aspettavamo altresì il ritorno di Forlì perché chiaramente ha talento e ha uomini per farlo. Siamo stati bravi ad arginare il loro ritorno, che è combaciato anche con i nostri problemi di falli nella prima parte di partita. Disequilibrio di falli, un pochettino di disequilibrio a livello numerico mi sembra chiaro nella prima parte. Siamo stati bravi in quel momento, perdendo uomini chiave per noi, a sopperire con la panchina, e dopo secondo me equilibrandosi un po' a livello arbitrale è venuta fuori l'intensità diversa che noi abbiamo messo in campo rispetto a Forlì, sia a livello fisico che di corsa che di difesa, e siamo riusciti a portarla a casa. Io non parlo mai degli arbitri, Riccardo, se vuoi dire qualcosa a te, a parte il disequilibrio che guarda, ho visto. Il disequilibrio c'è stato a sfavore di Imola, diciamo nei primi due quarti, dove mi sembra che il conto all'intervallo fosse tipo 17-9 di falli fischiati. Poi gli arbitri, come spesso avviene nel gioco della pallacanestro, in un modo o nell'altro sono riusciti a portarla praticamente alla pari, perché poi Imola ha avuto credo 3 o 4 falli fischiati nella seconda parte di gara, e non a caso Valli, coach di Forlì, un po' tra le righe così si è lamentato in conferenza stampa parlando di liberi non tirati dalla sua squadra nel secondo tempo. Direi che è stato un arbitraggio probabilmente nei primi 20 minuti un po' umorale, secondo me, al di là delle situazioni tecniche hanno anche un po' fischiato così, in base a come poi sentivano loro la partita. Però non ha influito nell'incontro. Ma no, io direi obiettivamente Imola è uscita da una situazione, si è trovata a 16 minuti dalla fine della partita, con la partita in equilibrio, con Maggioli e Wilson a 4 falli e il Vitti 3, quindi con settore lunghi molto molto limitato. Cavina ha sottolineato come si sono dovuti adattare anche a quintetti atipici. Alla fine direi che l'arbitraggio non ha influito, poi dopo si può parlare per ore di come uno dovrebbe fischiare, di come bisognerebbe gestire le proteste di giocatori e allenatori, però alla fine direi che il derby nel risultato finale è stato giusto. Sì. Io guardavo non tanto la tabella del 22-20 di Alviti, 22 di Belli, 10 di Penna e 9 di Wilson. Mi chiedevo chi ha giocato meglio, chi ha giocato peggio, e io ho visto una squadra, quello che ha detto Riccardo Rossi poco fa, ma che ho sentito anche dalle voci di corridoio, un po' da tutta la stampa, un po' tutto il corridoio. Imola è una bella squadra, compatta. Sì, sembra retorica, ma credo che la parola squadra, con la S maiuscola, come ha scritto Riccardo stamattina sul giornale, sia la fotografia reale nostra. È bello pensare come questa squadra è partita ad agosto, quello che la gente pensava di noi, la consapevolezza di quello che eravamo allora e di quello che potevamo diventare, la fiducia che ci ha dato tutta Imola nel lavoro quotidiano che abbiamo fatto. Sapevamo che avevamo bisogno l'abbiamo detto tante volte anche in questa sede, di
di lavoro, di un processo di errori anche per arrivare a dei miglioramenti. Mi sembra chiaro che questi miglioramenti oggi si siano concretizzati ed è emersa veramente la realtà di una squadra vera. Si pensava forse all'inizio di essere più ben dipendenti. In realtà David è il vero uomo squadra di questa squadra, perché difende se c'è bisogno ed tante volte non viene forse sottolineata abbastanza la sua importanza in fase difensiva, ma ieri ha dimostrato chiaramente di saper essere decisivo e uomo chirurgico per i suoi compagni, e intorno a lui sono cresciuti i vari Alviti, i vari Penna, i vari Simioni e i senatori chiaramente. E quando deve tirare, bella alla fine, se anche ha tirato un po' poco magari nei primi 3 quarti, ha recuperato nell'ultimo. Beh, direi che insomma con 9 punti nell'ultimo quarto in una partita punto a punto è stato decisivo come i suoi compagni, però sappiamo che lui c'è in quei momenti lì. Io ho provato a chiederlo anche a coach Cavina prima di Natale, e lo richiedo a Mauro Zappi oggi, l'ho chiesto anche a Maggioli la settimana scorsa, come si fa a far convivere così bene 2 non ragazzini come Maggioli Prato, 2 americani e quei 3-4 ragazzini, poi posso citarli tutti, però gli Alviti e Penna sono veramente dei ragazzi, così bene, quando uno potrebbe essere il babbo dell'altro. Sì, sono il babbo e lo zio, i nipotini, quello sicuro, ogni tanto si prendono in giro infatti. No, sicuramente sono tutte persone. Prima di giocatori sono persone vere, sia i ragazzi americani che si sono integrati dal primissimo giorno che sono qua, sia i ragazzini giovani e ovviamente i 2 nostri senatori. Ci vuole un po' di fortuna anche nell'amalgama di squadra, ci vuole saper costruirle, ci vuole tanta disponibilità da parte dei ragazzi, cosa che dal 13 d'agosto non hanno mai fatto mancare. È quel passettino in più che probabilmente nel corso di un'annata ti fa fare la differenza tra fare un'annata anonima e farla in maniera positiva. Vedremo dove ci porterà il girone di ritorno, però sicuramente il merito principale va a loro e a tutto quello che a livello umano soprattutto sanno mettere in campo tutti i giorni che ci alleniamo. Riccardo, quanto si può sognare adesso? Guarda, ieri riprendo sempre le parole di Cavina, perché comunque questa squadra insomma è il condottiero. Ieri ha detto che non si può fare un bilancio ogni domenica in base ai risultati e alla classifica e che comunque c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare e che lui si aspetta ancora dei miglioramenti. Credo che questa squadra, l'obiettivo stagionale che è quello della salvezza, anche con un certo margine lo possa veramente centrare, ma al di là della classifica, perché ha fatto vedere una qualità e una continuità che contro avversari più deboli pagherà sempre, qualsiasi cosa possa capitare di quei prossimi mesi. Poi se dopo il sognare diventa chiaramente un pensare ai playoff, lì secondo me il discorso si complica. Mi ha allargato, ora la leggo meglio, forse prima si leggeva male, mi ha allargato la classifica e si vede proprio il verde, vedete le fasce verdi? Sono le squadre in playoff, non so se Mauro Zappi l'aveva notato che c'è Imola lì. Saremmo falsi a dire che essere nella zona verde, insomma sì, avevamo notato di essere nella zona verde ed è piacevole esserci, questo sicuramente. Anche perché poi adesso quella è una classifica fatta in base a differenza canestri, però Imola e Treviso l'ha battuta, quindi in teoria sarebbe addirittura ottava Imola. Sì, sì. Secondo me ci sono 7 squadre, la classifica comprendendo anche Treviso, che ai playoff andranno, perché sono squadre secondo me continue dal potenziale maggiore rispetto a Imola. Se comprendi Treviso, qual è l'ottava che viene giù? Mantova? No, c'è l'unica squadra secondo me su cui forse si può fare la corsa, se diciamo così, è Mantova, perché comunque Mantova è una squadra che Imola anche nello scontro diretto ha dimostrato di valere, ha vinto tante partite veramente negli ultimi secondi, e spesso la sorte è quello che ti dà per un certo periodo, poi te lo toglie. Quindi... Però Imola ha battuto anche Udine. Sì, ok, ha battuto Udine, ha battuto Treviso, però secondo me quelle restano obiettivamente squadre di livello superiore. Poi mancano 14 partite, gli infortuni possono fare la differenza, ci sono 1000 fattori che nessuno può prevedere. Voglio solo dire che insomma l'entusiasmo va bene, però per arrivare ai playoff
ci vuole veramente tanto ancora. Tanto, sì. Però la salvezza anticipata questa si può ottenere tra 6-7 giornate. Ma adesso noi dobbiamo pensare, adesso al di là dei discorsi zona verde, colori verdi, dobbiamo pensare a continuare a lavorare come stiamo facendo, perché se siamo arrivati a questo punto, non abbiamo mai fatto tabelle neanche nella prima parte dell'anno, dove abbiamo avuto le famose 6 trasferte su 9 e magari si perdeva un po' di più e si pensava un po' di ansia se si fosse persa una partita in più piuttosto che una in meno. Sicuramente siamo, come ha detto Riccardo, la cosa che sulla quale ci dobbiamo appoggiare è la nostra concretezza che abbiamo raggiunto oggi, la nostra solidità. Se questo vuol dire salvarsi con 1, 2, 7 giornate d'anticipo e pensare un po' più in grande, lo scopriremo giornata dopo giornata. Sicuramente abbiamo dimostrato che con le squadre che ci stanno sotto ci siamo saputi imporre e abbiamo dimostrato che abbiamo, se non battuto, giocato alla pari anche con chi, Trieste per prima in trasferta, con chi ci sta sopra. Quindi questo ci deve dare la serenità necessaria per affrontare i prossimi mesi e perché no, se la nostra bravura ci vuole regalare un turno di playoff, perché non farlo? Ecco. Beh, a quel punto, se se ne fa uno, se ne possono fare anche 2. Però, Mauro, voglio fare un passo indietro, poi andiamo alle conclusioni col prossimo turno. Uscendo da Palacattani ieri sera, divertito, a prescindere dalla bella vittoria, mi sono proprio divertito. Un tifoso di Forlì, che era a 3-4 metri da me, commentava: ma è possibile, con altri naturalmente, è una cosa vergognosa, abbiamo preso 86 punti da Imola. Voi avete pensato invece, abbiamo preso 79 punti da Forlì, un po' troppo, la difesa poteva far meglio? Questo è un commento tecnico. Sicuramente forse qualcosa, qualche errore, dove loro sono stati bravi, soprattutto con Naimi nella seconda parte a punirci, è stato fatto. Probabilmente 79 punti per noi sono un pochettino sopra media rispetto a quello che avevamo fatto vedere di recente. È anche vero che è una partita che è giocata a punteggio così alto, ci può stare. Sono stati bravi da 3. Sono stati molto bravi, è stato molto chirurgico lui a punirci veramente in ogni situazione dove noi anche solo di un secondo abbiamo ritardato un aiuto o uno scalare difensivo o una difesa su un pick and roll. Parliamo di dettagli, credo che i nostri 86 punti ci possano stare, come ripeto i loro 79 in una partita così non siano scandalosi, ecco. Prossimo turno Bergamo-Treviso, Piacenza-Verona, Ferrara, Andrea Costa-Imola. Adesso sentiamo Riccardo Rossi. Iesi, Bologna, Orzinuovi, Ravenna, Roseto, Montegranaro, Forlì, ospita Trieste e Udine-Mantova. Proprio Udine-Mantova, chissà che bella questa partita qui. Beh, per la partita di Ferrara direi che sicuramente è un avversario scomodo in un momento scomodo, nel senso che Ferrara ha un po' di problemi, è in serie negativa, quindi domenica contro Andrea Costa si giocherà tanto nel credito sia verso i tifosi, sia verso la società e probabilmente anche nella posizione dell'allenatore. Questo storicamente, insomma, nello sport porta sempre per la squadra che c'è dall'altra parte a dover incontrare più difficoltà. Tra l'altro a Ferrara non manca sicuramente il talento, ha 2 giocatori americani che possono decidere la partita veramente con le loro giocate. È vero altresì che all'andata Imola dimostrò di avere qualcosa in più in cabina di regia, perché Penn stravinse il confronto diretto con i playmaker di Ferrara, e che la tranquillità comunque che avrà Imola potrebbe aiutarla magari a tirare un po' meglio rispetto al derby, dove la tensione magari si è fatta sentire. E vediamo, sicuramente è una partita quella di Ferrara che, se vogliamo tenere vivo così quel discorso della zona verde, conta parecchio per provare a restarci attaccati. Facile dire che è un avversario ostico, però in realtà è proprio la partita un po' scomoda in questo momento. Sicuro, perché come ha detto Riccardo, loro sono una squadra dal grande talento, sono una squadra grossa, fisica, con caratteristiche proprio diverse da noi a livello di struttura. Sicuro vengono non da un buon momento, sicuramente si è letto sui giornali che hanno qualche problema, tante polemiche, l'allenatore, come ha detto Ricky, è un po' sulla graticola. Io credo che noi dobbiamo andare a giocare sereni. Mi piace pensare che in questo momento sia anche Ferrara che dice: beh, però viene Imola a giocare da noi
e abbia un pochettino che è in una striscia positiva ed è serena, quindi questo è l'altro bel risultato che noi abbiamo ottenuto, di avere credito da parte delle avversarie. Dobbiamo fare la nostra partita senza fare calcoli, giocando sicuramente sulle loro difficoltà e cercando di imporre il nostro ritmo come abbiamo fatto finora. Credo che abbiamo le potenzialità per provare a portarla a casa, sicuramente. Indubbiamente è una partita che, se si dovesse vincere, ci darebbe un'ulteriore spinta in più per gli ultimi mesi di campionato. Come sta la squadra dopo lo sforzo di ieri, che è stata una partita intensa, anche proprio a sforzi fisici, a gomitate? Bene, sta bene. Oggi abbiamo Penne e Simione in nazionale, anzi cogliamo l'occasione tutti per fargli complimenti e gli in bocca al lupo. Vista questa cosa, visto gli sforzi, visto quello che il grande risultato di domenica, abbiamo dato anche domani libero, quindi ci ritroveremo solo mercoledì mattina per affrontare al meglio la trasferta. Stiamo bene, però dobbiamo gestire chiaramente anche qualche acciacchino fisico, qualche momento di riposo di cui qualcuno necessita, perché è il discorso che facevi tu prima, insomma, bisogna essere bravi a bilanciare i quarantenni con i nipotini ventenni. Grazie a Riccardo Rossi, grazie a voi, e grazie a Mauro Zappi. Grazie. Ci vediamo lunedì prossimo, buona serata a tutti.